Pronto? Buongiorno, salve. No, avevo letto sull'annuncio Giovanna, mi aspettavo una donna. Avete capito? Giovanna, io non ho scritto nessuno Giovanna, scusi. Ma voi non avete messo in vendita i diffusori, Asher? Sì, ma l'ho già venduti. Allora è inutile che parliamo. No, ma non ho scritto però Giovanna, guardi bene, ho scritto Giuseppe. Vabbè, ma perché non ti posso chiamare? Ma perché non ti posso chiamare Giovanna? No, non mi piace. Giovannona, amore mio. Ma che mi chiamo con numero privato, poi se mi conosci, scusa. Peppino, Chi è? vuoi essere la mia Giovanna? No, mai. Un contatto maschile mi fa schifo. Smettila, che t'hai Non ci visto. capito mai di chi sì, al finale. Ma t'hai visto stessi in parcheggiato, stai a Torre Greco? Non ci capiti, scusa. T'hai visto a Torre del Greco in parcheggio? Mi hai visto in tuo parcheggio? Che stivo con Gennarina. Capito. L'ho venduti già i cosi. E non dare retta, vinnemi con cada cosa. E che da già vendere? Fammi sentire che tiene l'elettronica. Fammi sentire un po'. Sotto come stai mise, sia elettronica oppure sei tutto digitale, oppure sei tutto analogica. Ti posso dire una cosa? Ciao Pazziano, non tengo genere, non mi sento bene, ma ci fa tutto un buon mentire a casa. Quindi che è asciutto. Che è asciutto positivo. Non tengo proprio capo. Peppino, mi devi credere, per mi abbracciarmi va sa con te mi pigliasse pure un virus. Lo so, però mi girano proprio il cervello. Mo. E l'importante, allora sono stato in contatto con varie persone, ora lo dovrei comunicare, però tu lo sai, come ho ascoltato pure. Peppe lo devi fare, allora mi raccomando, fa la persona responsabile. Si sta a contatto e molle rischi. Diciamo la verità, per esempio la prostituta dove sei stato ieri sera, tu ce le hai a dicere, capito? Hai visto che ti ha fatto ridere? Sai che fa mo, Ipeo, fa una cosa bella. Mo si positiva. Tutta gente che tu praticamente non sopporti. Fatti un giro brava. Tanto mo sei libera, ancora le comunicare. Allora fai l'untore. Tanto, hai capito? Tanto che sicuramente ti diate l'Omicron è più leggero. Solo i strunzi vanno all'ospedale con l'Omicron, tipo io. Capito? Voglio salutare, Peppi, un abbraccio, è sempre un piacere a te sentire, mi raccomando, saluti a casa, mettiti in toglietto. Non cerca un attimo di riguardarti perché non si può mai sapere con il virus, scherzi a parte, le cose che ti ho detto prima non esiste, non ungere nessuno, mettiti in toglietto, mettiti in piattaforma, anche perché... Peppi, te lo dico perché veramente, tu già l'hai preso altre volte? No, non l'ho mai preso. Io pigliate io. Peppi, io ti abbraccio fortemente. Ma veramente non l'ha già pigliata a rete. No, Peppi, lo sapevo, non ti preoccupare. Che ci parlate di me, non mangi per me, sei io tutti i giorni, perché a parte la femmina si face niente. Poi quando tu metti la parrucca, lo fai tu. Io fatto pure perché a me un contatto maschile mi fa proprio schifo. È nata volta che si fa. Dici. Vabbè, Peppi, ma vatti a mettere in toglietto, che non ti senti buono. Vabbè. Mi faceva male la gola, e ci tu faccio un tampone a volo. E infatti poi è il risultato. Ma chi l'ha così è? Quelli sono sintomi che all'inizio sono normali. E tu dici, buono, poco di influenza. Però parlammi chi si tiene con quanto è loro, bello e buono, sai, sono positivi. E ma raga, tu si metti là, non li va a pigliare, frate. No, poi no, perché poi non è giusto. Vabbè. Allora io ti abbraccio caldamente, poi quando ci vediamo vicino, senza contatto fisico intimo, però un caffè ci pigliamo. Un abbraccio grande, ma raccomando, stai bene, Peppe, ciao, state buono. Adesso mi ha asciugato la parete, non